Buonasera e ben trovati a questa puntata di Screenshot. Siamo nell'ufficio del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani per affrontare con lui molti dei temi che ci sono sul piatto, una città in trasformazione che però deve fare i conti con questa quarta ondata della pandemia che morde, che continua naturalmente a creare tanti disagi, tanta preoccupazione anche perché insomma il territorio del Friuli Occidentale è stato particolarmente colpito e lo è tuttora proprio dal Covid. Allora, buonasera ad Alessandro Ciriani, sindaco, grazie per essere con noi questa sera. Insomma, un secondo mandato che è iniziato da pochi mesi, è iniziato forse con più difficoltà di quello che ci si poteva aspettare per la pandemia naturalmente. Beh, sì, devo dire che da questo punto di vista sfortunatamente siamo in un regime di continuità, cioè abbiamo attraversato 2 anni caratterizzati da una pandemia che ha letteralmente scompaginato le previsioni, i quadri finanziari, anche i cronoprogrammi delle opere e continuiamo così. Cioè la vaccinazione sta proseguendo e mitiga gli effetti e la severità della malattia, ma di fatto i contagi stanno aumentando esponenzialmente anche nel nostro territorio. Questo decima un po' anche le presenze all'interno del municipio, decima le presenze all'interno degli uffici in generale, crea un clima sicuramente di scoramento tra i cittadini e questo ci obbliga ovviamente a ripensare un po' tutto, anche se pensate all'organizzazione interna, le conferenze, le riunioni, tutto ciò che riguarda la pianificazione di un'attività amministrativa praticamente intensa, perché come diceva lei le opere, le iniziative e i servizi da mettere in campo sono tanti, ma purtroppo la pandemia in questo momento è un ostacolo difficilmente sormontabile. Sì, partiamo proprio dalla sanità perché chiaramente insomma, i malumori non sono pochi, li abbiamo visti, insomma, i sindacati già da mesi si sono battuti, c'è un'azienda sanitaria un po' nel mirino dei sindacati e non solo, con la figura del direttore generale Joseph Polimeni, è stato appoggiato, la regione lo ha confermato, però anche dal territorio, anche da voi sindaci stanno arrivando delle lamentele. Ecco, su questo fronte qual è la situazione, che cosa vi aspettate? Ma guardi, distinguerei diversi aspetti. Il primo, quello delle vaccinazioni. In realtà la situazione di Pordenone non è diversa da quella di altri territori. Ci sono delle giornate in cui effettivamente si creano delle code, ci sono degli inconvenienti, altre che invece scorrono con grande fluidità. Il problema vero è che il sistema paese è attrezzato per vaccinare, mi pare, 650.000 persone al giorno e di più non è possibile fare per assenza di personale. Questo lo riconoscono un po' tutti ed è evidente che è una situazione emergenziale a cui non si era preparati, del tutto inaspettata e conseguentemente qualche problema ci può essere. Diverso il clima interno in ASFO, quindi in azienda sanitaria, all'interno dell'ospedale e nelle strutture territoriali, quindi i distretti, dove si paga una mancanza, direi, di relazione tra l'attuale direttore generale e chi opera all'interno della sanità. E con questo includo sicuramente i capi dipartimento, quindi i dirigenti, i primari, i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, ma anche coloro i quali operano nei distretti sanitari, i sindaci, i cittadini. Io credo che però un segno di discontinuità sia stato questo. L'atto aziendale, cioè l'atto principale pianificatorio della sanità, è stato sì bocciato, ma c'è stata una grande apertura nel dire va bene, rifacciamo un giro di ascolto dei dirigenti, quindi mi pare che l'atto aziendale si avvii verso un'approvazione accogliendo quelle che sono state le osservazioni o gli emendamenti, chiamiamoli così, da parte dei dirigenti sanitari, tanto dell'ospedale quanto del territorio. Il 3 di febbraio verrà illustrato anche ai sindaci, i quali avranno occasione di esprimersi, e quindi con l'assessore Riccardi, che si è sempre dimostrato molto sensibile, con cui ho avuto sempre un rapporto diretto, oltre ad un'amicizia personale particolarmente forte, credo che terminata l'approvazione dell'atto aziendale si aprirà un nuovo capitolo per la sanità pordenonese. Ecco, anche sui conti, insomma, si è discusso molto, i 9 milioni di euro di utile dell'anno passato anche per il 2021, a quanto pare ci sarà un certo gruzzolo da mettere da parte, il mondo della sanità si arrabbia per questo, perché dice insomma riuscire a fare utili in un momento così complicato non è un bel segnale, anche se sono soldi che la Regione ha promesso torneranno sul territorio. Ecco. Sì, torneranno, però dobbiamo pensare anche una cosa, noi siamo un territorio esposto alla concorrenza del Veneto e dove moltissime prestazioni vengono svolte in Veneto. È evidente che nel periodo della pandemia, cioè ci riferiamo al 2020, quindi quando si è creato l'avanzo, moltissime prestazioni non sono state pagate al Veneto, il che era un bene e ha creato ovviamente un forte avanzo. Oltretutto moltissime prestazioni specialistiche erano state sospese proprio perché tutti i reparti erano dedicati al Covid. Quindi questo evidentemente ha generato un avanzo. 9 milioni erano troppi, sì erano troppi, il che significa forse che bisogna guardare anche al controllo di gestione interno. Però attenzione che accanto all'avanzo che ha creato l'azienda e che tornerà a Pordenone come le promesso Riccardi,
Questa amministrazione regionale ha messo 49 milioni per l'attrezzaggio del nuovo ospedale, che non c'erano, un tradimento politico da Serracchiani dopo il tradimento dell'ospedale in Comina, e oggi tutti sono concordi sul fatto che sia stato un crimine politico realizzarlo lì dove è adesso l'ospedale. Mancavano i 2 milioni e 4 per la viabilità di supporto, senza la quale non si poteva neppure collaudare l'ospedale. Ma attenzione che parliamo anche degli impegni della regione che verranno messi nero su bianco sui documenti finanziari, di 20 milioni per riattare i padiglioni esistenti e altrettanti finanziamenti per quanto riguarda l'attività interna all'ospedale e l'attività territoriale. Ecco, io non ho la titolarità per parlare, aspetterà l'assessore Riccardi, a cui faccio tra l'altro gli auguri di pronta guarigione dal Covid, ma credo che ne vedremo delle belle quando quei numeri verranno messi nero su bianco su delle tabelle e compareremo gli impegni finanziari, non Covid, ma ordinari sulla sanità territoriale e ospedaliera di questo mandato di Fedriga rispetto a quello della Serracchiani. Ripeto, parleranno i numeri, è tutto da attendere. Ciò non toglie, ripeto, che si è creato un clima di assoluta incomunicabilità tra ogni soggetto che opera all'interno della struttura sanitaria e l'attuale direttore. Ripeto, ma credo che vedremo presto un nuovo capitolo. Il nuovo ospedale intanto sta prendendo forma. Lo ha accennato prima, che cosa succederà di tutta la parte esistente adesso, anche alla luce del fatto che la cittadella della salute è nuova, che però qualche problemino è sembrato già averlo creato, insomma poteva essere forse pensata meglio anche quella. C'è preoccupazione anche per quello che sarà il nuovo ospedale e per quello, perché poi bisognerà anche riempirlo di contenuti, e quello che succederà nell'area che adesso ospita l'ospedale. Questa è una domanda che deve posta a Deborah Serracchiani, a Nicola Conficoni, a Claudio Pedrotti, a quei geni che tempo fa hanno pensato di spacciare un ospedalino come un grande ospedale. La città della salute era nata piccola, io l'avevo denunciato in tempi non sospetti, tant'è vero che è un progetto di 12 anni fa, anzi quasi 13 ormai. Conseguentemente in 12-13 anni cambia molto anche la conformazione dei servizi. Consideri che quella struttura doveva ospitare integralmente i servizi sociali del comune di Pordenone, invece non ci staranno. Il che significa che in 12 anni nessuno ha avuto l'accortezza di confrontarsi con chi doveva entrare, e che quando il sottoscritto ha parlato dicendo guardate che non sono sufficienti, con me anche l'allora vice sindaco Eligio Grizzo che aveva delega ai servizi sociali, oggi però si fanno i conti con una storia che ormai è consolidata e che purtroppo non si può più cambiare. Per quanto riguarda l'ospedale, anche questo, l'errore madornale è stato quello di rinunciare per un capriccio politico a realizzarlo in Comina. Oggi sarebbe già operativo, sarebbe operativo da anni ormai, dal 2018, siamo nel 2022 inoltrato, l'ospedale nuovo ancora non c'è, mancavano i 50 milioni per gli attrezzaggi e per le tecnologie che oggi Fedriga invece ha messo a disposizione insieme a Riccardi grazie all'impegno di tutta la maggioranza di centrodestra. È vero che comunque è un ospedale che ha bisogno poi di guardarsi intorno, cioè gli edifici che verranno svuotati che destino avranno. E dovete pensare che sì, 20 milioni per fare la cosiddetta struttura intermedia, cioè un RSA avanzata, e sì, però sono 20 milioni e di tutto il resto sono milioni e milioni di euro di cui nessuno aveva mai parlato. La verità era che bisognava costruire l'ospedale in Comina, abbattere tutto ciò che c'era da abbattere nell'attuale ospedale per realizzare un grande polmone verde che manca. Quella è un'area completamente soffocata dal cemento, la cui responsabilità politica va iscritta esclusivamente al Partito Democratico. Capisco che passano gli anni, ma io non mi accollo responsabilità che sono in capo esclusivamente ad altre persone. Siamo in via Montereale perché dall'altra parte c'è la caserma mitica per la quale, insomma, è notizia proprio di questi giorni, insomma, il comune potrà beneficiare di un'area importante. Questa è una grande conquista, ci sono voluti anni di incontri, di riunioni, talvolta anche di pause di riflessione, talvolta anche momenti di scoramento e di scoraggiamento perché sembrava che la cosa fosse irraggiungibile. Considerate che all'inizio il Ministero ci aveva chiesto 30 milioni di euro per entrare in possesso dell'area, noi l'abbiamo portata a casa gratuitamente. Quale sarà il destino di quell'area? Beh, duplice direi. Il primo, un grande polmone verde che manca, per recuperare gli errori del passato che hanno totalmente edificato e urbanizzato la zona, non c'è più spazio neppure per uno spillo. Il secondo, la realizzazione di un bacino di laminazione verde intelligente e moderno per consentire di risolvere i problemi idraulici delle piogge nell'area della zona nord, e la terza va pensata chiamando a raccolta intelligenze, competenze, professionalità di Pordenone ma anche fuori, che facciano proiettare ciò che verrà realizzato lì dentro non per i prossimi 5 anni ma per i prossimi 50, 100 anni, scuole, impianti sportivi, strutture sanitarie. Lo valuteremo assolutamente insieme attraverso una concertazione di altissimo livello, e sicuramente chi inaugurerà
queste strutture della Mitica non sarà l'attuale sindaco, perché per sistemare 12 ettari nel cuore della città, decostruendo e realizzando cose nuove, ci vorrà ovviamente molto tempo, soprattutto considerando che siamo un ente pubblico. Eh sì, insomma, le idee ci sono, servono anche i soldi, c'erano dei progetti che speravano di avere i finanziamenti del PNRR, non sono arrivati. Lei si è lamentato anche, insomma, nel recente passato per il fatto, insomma, che il Nord, lei come anche altri, insomma, ha visto una sorta di bocciatura quasi totale di quelli che erano i progetti presentati. È stato un grave errore. Noi abbiamo presentato un progetto che tra l'altro è stato vagliato dal Ministero ed è stato approvato. Consideri che ho la certezza, perché abbiamo anche noi le nostre talpe, che molti progetti hanno avuto bisogno di un soccorso istruttorio o di integrazione di documenti, quello di Pordenone invece non ha avuto bisogno di alcun ritocco, è stato depositato ed era a posto. Bene, scopriamo alla fine che la stragrande maggioranza di 3,4 miliardi, tanto valeva questo bando, sono finite al Sud Italia. Questo perché si è utilizzato un indice di valutazione che andava a valutare che cosa? La scolarizzazione della cittadinanza, il grado di povertà, la marginalità sociale e conseguentemente gran parte di questi fondi sono finiti al Sud, facendo arrabbiare gran parte dei sindaci del Nord, di ogni estrazione politica, perché accanto alla protesta di Pordenone c'era quella di Trieste, di Udine, di Gorizia, di Treviso, di Ravenna, di Ferrara, di Milano con Beppe Sala. Questo ha portato l'ANCI, cioè l'associazione dei sindaci, a prendere una posizione ufficiale. È partita una lettera firmata da tutti i presidenti ANCI di tutte le regioni che chiede al governo di rimediare a questo errore. Il PNRR non è un piano Marshall per il Sud e quindi di finanziare anche quelle opere ammesse ma non finanziate. Si parla di 900 milioni di euro. Questo perché? Perché se da un lato è corretto che il PNRR sia una leva per sollevare il Sud e consentirgli di accorciare la lacuna che esiste con il Nord Italia, dall'altro lato è evidente che, essendo il PNRR una fonte di finanziamento prevalentemente a debito, che quindi crea debito pubblico, è indispensabile che dia frutto, cioè che le opere che vengono cantierate generino ricchezza per consentire poi di ripagare quel debito. Sicuramente il Sud avrà ottimi tecnici e ottime idee, ma è evidente che il valore aggiunto che può generare qui al Nord è più veloce, più immediato e conseguentemente abbiamo lo stesso diritto di giocare con le stesse regole del Sud e secondariamente di poter dare ai nostri cittadini infrastrutture e servizi per aumentare la competitività e la qualità della vita del nostro territorio. Cosa crede, che arriveranno questi soldi, alla fine si troverà un sistema o no? Mi auguro di sì e penso proprio di sì. Abbiamo avuto tutti gli esponenti della maggioranza che attualmente sta a Roma che hanno detto che verrà rifinanziato, anche perché altrimenti perderebbero la faccia e noi perderemo, noi intendo dire grandi aree del Nord Italia, perderemo grandi opportunità legate al PNRR, quindi credo proprio di sì. Ci fermiamo qui per una pausa pubblicitaria, poi ritorniamo tra poco a parlare assieme al sindaco Alessandro Ciriani, insomma, di tanti altri argomenti, con naturalmente al centro Pordenone. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. Nella prima parte abbiamo parlato di sanità e non solo, adesso entriamo un po' per quanto riguarda i conti del comune. Allora, prima domanda riguarda l'addizionale IRPEF, è stata molto aumentata perché naturalmente le spese del comune, caro energia, e non solo, mancati introiti, sono schizzate. Avete trovato questo sistema per cercare di rimettere a posto i conti, un sistema che insomma non è molto piaciuto alle opposizioni e a quanto pare neanche a Forza Italia. Ma guardi, non è che un sindaco prende una decisione del genere a cuor leggero, sono state studiate tutte le strade per evitare un aumento dell'addizionale, ma strade alternative non ce n'erano, poi spiegherò il perché. Credo invece che la posizione del Partito Democratico sia stata di totale ipocrisia. Per quale ragione? Il comune di Pordenone, questo è un dato incontrovertibile, per 5 anni ha sterilizzato tutte le tariffe e tutti i costi del servizio alla persona. Perché accanto alla Tari, tra le più basse d'Italia, l'IMU che è stato diminuito per alcune categorie, sto pensando a mense, scuola, doposcuola, prescuola, trasporto scolastico, noleggio di impianti sportivi, strutture culturali, tutti tenuti fermi, addirittura abbiamo abolito alcune imposte. Quindi per 5 anni questo comune non ha messo le mani in tasca ai cittadini, anzi quando ha potuto addirittura ha alleggerito il carico tributario. Nel frattempo negli altri comuni, compresi quelli governati dal PD, le addizionali quando sono state sbloccate nel 2018 sono state aumentate.
Lì nessuno ha detto niente, cioè pare che quando qualcuno ha aumentato l'addizionale addirittura durante la pandemia nel 2020, evidentemente quelli erano aumenti etici. Quando il Comune di Pordenone, che per 5 anni non ha messo le mani in tasca ai cittadini, si trova in difficoltà per ragioni tecniche, apriti cielo, Ciriani è il tassatore, ripeto, sull'addizionale comunale. E perché è venuto a farlo? Intanto io ho detto al PD, se volete io lo tengo allo 0,2, blocco il Comune, però in tutti i comuni in cui governate voi lo portate allo 0,2. Quindi fate la stessa identica cosa. Vi impegnate come partito da Bologna in su, non dico in giù, da Bologna in su, a riportarlo allo 0,2, partendo dal Friuli Venezia Giulia e partendo dai comuni della provincia di Pordenone che l'hanno aumentata nel passato. Stessa cosa l'ho detto anche agli alleati. Seconda cosa, perché abbiamo dovuto farlo? Perché Pordenone non è un comune piccolo, noi abbiamo strutture culturali, abbiamo parecchie scuole, abbiamo asili, abbiamo musei, abbiamo strutture sociali, molto di più di quelle che hanno gli altri comuni, perché Pordenone ha 50.000 anime, ma ne ha 100.000 durante il giorno, perché arrivano studenti, lavoratori, coloro i quali vanno in ospedale, l'agenzia delle entrate, abbiamo ovviamente più oneri rispetto agli altri. Bene, i costi dell'aumento energetico hanno comportato una impennata spaventosa dei costi. Secondariamente noi abbiamo la sfortuna di aver intercettato decine di milioni di euro per cantierare opere. La Loser, la nuova Grigoletti, la nuova Beato Dorico, le asfaltature delle strade, tutti i piani finanziari legati a queste decine di milioni di euro sono saltati. Vi voglio fare un esempio, la Loser è stata cantierata con 10 milioni di preventivo, costa 11 milioni e 6 e ogni giorno le schede economiche che vengono portate all'attenzione del Comune comportano un aumento di costi. Via Piave, dove l'insieme dei lavori batte per 14 milioni, ha avuto bisogno di un'ulteriore integrazione di 500.000 euro proprio con l'ultima manovra che abbiamo fatto, non quella di bilancio, ma delle variazioni di bilancio. E via via queste cose avranno un riflesso in tutti i cantieri. Se tu non hai quei soldi, da qualche parte devi tirarli fuori, perché o rinunci all'opera o restituisci i soldi e conseguentemente avrebbe un danno maggiore per la nostra comunità. Abbiamo detto, chiediamo un aumento addizionale per averla provvista finanziaria, dopodiché quando questa impennata dei costi dell'energia e il riflesso che ha sulle materie prime, considerate che gli asfalti adesso costano 3 volte tanto, ma gli aumenti sono vertiginosi, ma la gente lo sa, lo legge sui giornali. E lo prova anche di stacca, proprio che stanno arrivando le bollette a casa. Il bollette a casa, ma gli imprenditori, insomma, che si la trovano triplicate. Io oggi parlavo con un'azienda tra l'altro della pedemontana pordenonese, 500.000 euro di bolletta energetica all'anno, adesso hanno stanziato 1,6 milioni, quindi triplicata. Considerate quindi i riflessi. Anche noi abbiamo questa difficoltà, avendo tanti lavori da fare, siamo sfortunati. I comuni che hanno aumentato l'addizionale prima e hanno meno cantieri sono meno sfortunati di noi. Quando cambieranno le condizioni restituiremo quei soldi o direttamente oppure attraverso servizi, diminuendo i costi delle mense, diminuendo i costi dell'asilo, insomma lo vedremo. È un momento di difficoltà rispetto al quale la richiesta della sinistra di fair play, di ragionare è saltata completamente. Si è preferito sciacallare piuttosto che ragionare in maniera obiettiva su quello che sta capitando. Come sono i rapporti all'interno della Giunta? Ho citato prima Forza Italia perché insomma sull'addizionale IRPEF ha preferito astenersi e dopo 5 anni in cui siete andati di fatto d'amore d'accordo in Giunta, questo secondo mandato è iniziato con qualche scricchiolio. Ecco, questo la preoccupa? C'è in vista qualche ragionamento oppure insomma sono malesseri che fanno parte anche di quando si governa insieme? Ma guardi, non mi preoccupa, i rapporti sono ottimi. Secondo me quello è stato il prodotto di una vecchia liturgia politica, cioè quello che io ho un'idea e se l'idea non collima con la realtà, tanto peggio per la realtà. L'ho spiegato sia a Forza Italia che alla Lega. Un sindaco si aspetta dai propri assessori, dalle forze politiche che lo appoggiano, delle proposte. Non vuoi aumentare l'addizionale, rischiamo di perdere decine di milioni di euro, dimmi come devo fare. Considerate che per recuperare 3-4 milioni di euro, sperando che bastino, per andare a compensare l'aumento dei quadri economici, devi tagliare tutto. Allora ho detto va bene, chiudiamo il Teatro Verdi, non facciamo più cultura, tagliamo i servizi sociali, cosa dobbiamo fare? A quel punto era l'unica strada percorribile. Secondo me è stato un errore quello di dire noi siamo contro le tasse e perché il sindaco no? Cioè non ti sei accorto nei 5 anni prima che le abbiamo anche diminuite? Adesso che c'è una situazione del tutto imprevedibile, lo stesso governo fino a luglio diceva che no, si trattava di una bolla che sarebbe esplosa in poco tempo e al governo non c'ero io ma c'erano altri partiti, voglio dire, adesso che purtroppo arriva questa situazione, invece che ragionare tecnicamente fa ragionamento politico. È quello che dico sempre, fare gli assessori, sedersi in un consiglio comunale e a maggior ragione in un consiglio regionale, in Parlamento, impone non solamente una impostazione di tipo politico
culturale, ideale o ideologico, ma anche un'impostazione di tipo tecnico. Se i numeri non battono, devi essere un ragioniere e portare a casa il risultato, perché fare i proclami di tipo politico alla fine non risolvono i problemi. Mi pare che tutti l'abbiano compreso e che conseguentemente oggi i soldi che arrivano dall'addizionale serviranno anche a quegli assessori per poter realizzare i loro obiettivi. Perché io avrei potuto dire, guardate, mi sta bene, però per voi l'addizionale rimane allo 0,2, per gli altri è allo 0,6, ma evidentemente qualche assessore che ha cantieri, scuole, edifici, strade da fare si sarebbe trovato in difficoltà. Bisogna ragionare, ripeto, ad un livello un po' più alto e non a quello un po' più basso, ma le cose sono rientrate. Senta, si parla molto, proprio perché si sta parlando di politica, un appuntamento politico molto importante è quello dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ecco, secondo lei che cosa succederà? Guardi, non le so rispondere, credo che non lo sappiano rispondere neanche i più autorevoli rappresentanti della politica nazionale che sono a Roma. Io credo che se Draghi volesse andare al Quirinale basterebbe che schioccasse le dita e lo porterebbero automaticamente. È chiaro che i giochi sono diversi, cioè Draghi molti lo vogliono trattenere, anzi inchiodare a Palazzo Chigi per due ragioni. Uno, perché hanno paura di dover andare a casa, ci sono molti peones che passano il loro tempo a Palazzo Madama piuttosto che Montecitorio e sanno che con la diminuzione dei parlamentari che scatterebbe automaticamente e quindi molti non sarebbero più candidati e col fatto che si interromperebbe probabilmente in modo anticipato la legislatura non avrebbero la possibilità di andare a Roma. E la seconda che Draghi è l'unica garanzia, per quanto secondo me lo smalto di Draghi si stia un po' sfocando, di tenere insieme un caravanserraglio, cioè detto con grande franchezza è abbastanza difficile tenere insieme forze politiche che hanno obiettivi radicalmente diversi. Forse Draghi si troverebbe meglio al Quirinale come arbitro, come figura più alta, come padre nobile diciamo, del paese, invece che soggiacere, ripeto, a giochi di palazzo che francamente possono anche averlo stancato. Su Berlusconi? Guardi, Berlusconi lo dico con grande chiarezza, come l'hanno detto anche Giorgia Meloni, come ha detto Salvini. Il centrodestra deve molto a Berlusconi nel passato per essere riuscito a federare forze politiche che non si parlavano, però c'è l'anagrafe da un lato che secondo me non gioca a suo favore e secondo probabilmente si possono trovare figure sulle quali non si innesti necessariamente una discussione di carattere polemico. Dico solamente però alla sinistra che Berlusconi è divisivo quando si candida Presidente della Repubblica e torna ad essere il datore di lavoro di Mangano, lo stalliere di Arcore. E non era più lo stalliere di Arcore quando ha portato i voti a Monti, quando ha votato la fiducia al governo Letta e quando governa insieme a Draghi. Ecco, lì non è più divisivo, lo diventa solamente quando dà fastidio al centro-sinistra. Secondo me però è bene che si guardi anche altrove, magari a figure diverse, possibilmente con anche una carta di identità che consenta di guardare il prossimo settennato senza dover necessariamente avere più di 90 anni. Un appuntamento importante per il Friuli Venezia Giulia è quello del prossimo anno. Il Presidente Fedriga ha detto insomma, apertamente anche in questi giorni che è pronto a ricandidarsi. Allora le chiedo intanto, immagino insomma, che ci possa essere il sostegno anche da parte sua. Alessandro Ciriani ha iniziato adesso il secondo mandato, però come dire, mancano degli anni, però forse si guarda anche al dopo, potrebbe essere insomma un dopo Fedriga, insomma cominciare a pensare anche eventualmente alla regione, anche se so che naturalmente è molto presto, però passato il primo mandato è un'ipotesi che si può cominciare a fare. Guardi, io ogni giorno che apro gli occhi ringrazio il Signore che mi ha dato un giorno in più di vita, non le so dire cosa potrà capitare tra 5 anni, consideri che poi io sono qui per i prossimi 5 anni e quindi vedrò il mandato Fedriga e poi dovrò stare fermo almeno un paio d'anni prima che ci siano di nuovo le elezioni regionali, quindi non ne so rispondere. Io sono a disposizione del mio territorio, però 5 anni o 7 anni in questo caso in politica sono 7 secoli, tutto può cambiare a livello nazionale, le dinamiche regionali, le composizioni dei partiti, abbiamo visto di tutto negli ultimi anni, abbiamo visto il PD e i 5 Stelle che quasi si prendevano per il collo fisicamente, anzi quasi, mi ricordo uno scontro di Battista Speranza, che anche se Speranza non è il PD, e se sono di tutti i colori e oggi governano insieme innamoratissimi, no? Oppure questo governo di larghe intese che alla fine sì, viene strobazzato come il governo dei migliori, ma non serviva Draghi per fare manovre in deficit, potevano chiamare tranquillamente anche il ragioniere del comune di Pordenone, non avrebbe fatto risultati molto differenti, che ho detto con grande franchezza. Fedriga è un ottimo candidato, è un amico, abbiamo un rapporto molto stretto, i risultati finanziari che abbiamo portato a Pordenone in termini di investimenti, infrastrutture e trasferimenti che sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi 5 anni, lo si deve proprio a questo rapporto diretto. Lasciamo che Massimiliano si candidi, lasciamolo vincere, il mio destino lo discuteremo tra qualche anno.
Allora, grazie anche per la franchezza, per la sua disponibilità come sempre il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, buon lavoro e grazie anche agli ascoltatori di Telefrivoli. E grazie e buon lavoro, sì, perché ce n'è molto da fare come abbiamo sentito. Finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è come sempre per domani sera. Arrivederci.